le frequentazioni con le famiglie d'origine. Concetto era figlio di un contadino che faceva il mezzadro e gestiva un terreno nella zona della piana di Catania denominata Vaccarizzo. Vi si cedeva da una stradella che passava in mezzo ad un'altra proprietà, dove si potevano osservare le galline nell'aia e i buoi con l'aratro in attesa di essere guidati ad arare. Il terreno era per la maggior parte coltivato e gli alberi di arance, limoni, mandarini, mandaranci con i loro fiori e poi con i loro frutti profumavano l'aria. Si arrivava quindi ad una radura dove c'era un casolare abbastanza grande, dove Carmelo papà di Concetto aveva il permesso di abitare con la sua famiglia nel periodo estivo. La loro abitazione era invece a Catania, in bassa di via Fiume, nel quartiere di San Cristoforo. Arrivato il caldo, tutta la famiglia, compresa la nonna Grazia detta Razzia, si trasferiva a bordo di un grande carretto guidato da un cavallo lì in campagna. Dietro il casolare si poteva arrivare camminando per almeno 1 chilometro in un'area del demanio denominata Boschetto, dove Concetto da giovane e poi per tanti anni, anche da adulto, andava a raccogliere gli asparagi selvatici. Dal boschetto si arrivava ad un certo punto in una zona dove faceva mostra di sé un residuato del periodo della guerra, dove i bambini e i ragazzi si nascondevano e mimavano le battaglie con delle pistole costruite con il legno. Continuando per il sentiero si accedeva facilmente ad una spiaggia e infine il mare. La mattina molto presto si potevano vedere i pescatori che tornavano trascinando la barca a riva e la rete a strascico dove erano impigliati vari pesci. Concetto raccontava alle figlie quanto saputo dal padre Carmelo, che i pescatori nudi andavano a pescare nella notte e tornavano a mattina presto, ritirando le reti, tirandole fino a riva. La cosiddetta sciabica. Per la loro nudità non era consentita alle donne andare al mare nelle prime ore del mattino. Nel periodo del dopoguerra Carmelo pagava il pesce avuto da un pescatore per un giorno di festa, con lo scambio di pane di casa, frutta e verdura del suo campo. Concetto si ricorda, e lo raccontava anche alle sue figlie, di quanto era successo quando un giorno erano a tavola lui, il papà e i suoi fratelli e sorelle e aspettavano che la mamma impiattasse la minestra di fagioli, pochi e verdure tante. Il papà nel frattempo tagliava il pane e lo divideva in parti uguali per tutti, in strisce della dimensione di un pesce piccolo. Si sentì un tocco alla porta. Era un vicino che era venuto a chiedere qualcosa a Carmelo. Concetto si ricorda e il suo racconto continua con la voce del fratello Francesco, chiamato Ciuzzo, che gridava: «Pace, ma non ci dovevi dividere i muletti?» Il vecchio nel sentire questo disse a Carmelo con tono seccato: «Ah, uace mangiate i muletti e nuace muremo di fame». Ci fu chiaramente un malinteso con al centro il termine muletto, usato dai bambini e riferito al pane tagliato a strisce di papà, e il pesce di fiume denominato muletto. Quando Concetto raccontava questo episodio alle figlie, veniva da ridere, perché chiaramente non avevano idea di quello che significava vivere in un periodo di guerra. La famiglia Coniglione era stata comunque fortunata, in quanto Carmelo e i suoi cugini possedevano un terreno argilloso nella parte più esterna, vicino alla strada, dove coltivavano verdure e dove crescevano anche verdure selvatiche, che raccoglieva insieme ai figli. Le verdure, le uova e raramente le galline soddisfacevano il loro bisogno familiare. Concetto si innamorò di una bella ragazza, Giovanna, figlia di un impiegato del Dazio, uomo di possente figura, ricco di cuore e proprietario di una bella casa su 2 piani, con annesso cortile e malazzene, dove venivano riposte le cose non più in uso. Era anche proprietario di una domatrice con relativo cavallo bianco, che teneva in una rimossa vicino al tondicello di via Palermo.